Tutte le settimane io incontro donne che mi parlano dei loro bambini. Non è facile. Difficile anche per un medico rimanere indifferente di fronte al dramma personale e familiare di molte donne. Sono 830 i nuovi casi registrati ogni anno a Treviso di tumore alla mammella, un terzo dei tumori femminili, e la tendenza è preoccupante. Quello che stiamo registrando, oltre a un lentissimo lieve aumento di incidenza di questi tumori, è che si sta abbassando un po' anche l'età che colpisce queste donne, perché anche tra i 40 e i 50 anni assistiamo a un piccolo aumento di incidenza di tumore mammario. Da qui la necessità di prevenire il tumore anche in quella fascia di età non compresa dallo screening obbligatorio, che in Veneto è dai 50 anni in su. Ma la sfida vera è trovarlo presto. Questo è ancora più importante nelle donne giovani. E la prevenzione si fa anche con iniziative mirate come un progetto di cucina didattica antitumore, e a novembre prenderà il via Caffè Coraggio, un luogo dove chi ce l'ha fatta aiuterà le donne che stanno ancora lottando. Michela la sua guerra l'ha vinta. Io ho 3 figli, la mia diagnosi è stata fatta 2 anni fa, il mio primo pensiero è andato a loro, però mi ricordo benissimo che proprio quel giorno il dottore mi disse che in quel momento non dovevo pensare a loro, ma dovevo concentrare la forza su di me.